Spazzola è una buona squadra, era partita anche molto bene in campionato, poi è un po' calata, ma insomma voi avete fatto una prestazione forse la migliore di quest'anno. Ma me ne ero accorto in settimana e per la prima volta venerdì durante una partitella avevo detto ai ragazzi che cominciavo a vedere giocare a calcio. Quindi la crescita che è partita un po' di mesi fa sta continuando. È stato importante sbloccare il risultato, perché queste partite quando le sblocchi poi diventa anche un po' tutto più semplice. Poi il calcio è strano perché vi dico cosa sarebbe successo sulla loro traversa. Se fossimo stati 1-0 facevano gol, quando vinci 4-0 prendono la traversa e non fanno gol. Il calcio sappiamo che insomma, la situazione classifica sta migliorando, anche se la vetta è sempre a 4 punti, ma insomma voi guardate più che altro il vostro, no, rendimento. Noi guardiamo il nostro rendimento, l'ho detto stamattina, penso che ne ho parlato con lei, sì, che c'è questa sorpresa adesso dal Fontanelle che non conosco, però se sta vincendo con continuità vuol dire che ha dei meriti, anche perché oggi non è che ha vinto una partita facile, quindi non la conosco sinceramente, quindi quando la vedrò potrò dare un giudizio, però se vince 4-2 Porto Mansuè vuol dire che qualche valore ce l'ha. Noi guardiamo il nostro e come le ho detto ieri, siamo in base a queste squadre qua, siamo dentro anche con un altro impegno, che è quello di Coppa Veneto, adesso non lo chiamo Coppa Italia, però ci tiriamo tantissimo a provare a essere competitivi fino all'ultimo secondo di maggio in tutte e due le cose. Ci proviamo, è mica detto che ce la facciamo, ci proviamo. Per il resto? Per il resto, in questi 3 mesi in cui sto lavorando in una città dove mi trovo benissimo, ho riscontrato e devo ringraziare pubblicamente chi da marzo in poi, dall'anno scorso, io faccio un passo indietro, ci ha messo di tutto, cioè la proprietà, il presidente Visentin, dove io arrivai da esterno e non sapevamo neanche con quale squadra dovevamo giocare, cercando di fare il tutto per salvabile e anche l'anno scorso, secondo me, se non ci fossero stati i 3 punti di penalizzazione perché la squadra non si presentava e un punto di penalizzazione perché Ciccone era stato mal tesserato, comunque c'è stato un vizio di tesseramento, probabilmente ci saremmo giocati il play out, mica detto che ce la facevamo perché la squadra era quella che era, non era quella che era partita, ma la cosa che ci tengo a dire è che, e lo dico a prescindere dal mio lavoro, che spero di rimanere tanto, perché senza presunzione penso di aver qualcosa da dare. Prima di tutto la società che è nuova, che va ringraziata su tutto, da marzo in poi, ha bisogno di assestarsi. C'è bisogno di un equilibrio, lo dissi dopo la partita col Treselbeghe e con l'Ambrosiana, dove dissi una frase dove bisogna tagliare le colline e colmare le valli. C'è bisogno di dare continuità alla società perché è la prima cosa, c'è bisogno del sostegno dei tifosi, ringrazio pubblicamente gli Ultras che anche oggi con la pioggia erano qua a tifare, invito tutte le componenti sportive della città che hanno il basket e il rugby in auge di aver pazienza e fiducia ed equilibrio per far sì che nel tempo medio-lungo periodo, perché noi facciamo la promozione, si ritorni a respirare un calcio diverso anche a Treviso, dove la cosa, penso, la gente se la meriti. Lo so che all'inizio c'è un po' di titubanza, giusta, perché un po' di difficoltà societarie ultimamente, negli ultimi anni, sono state vissute, quindi di conseguenza anche un po' di scetticismo, e quindi anche l'aspetto tecnico ne va di conseguenza. Però con grande umiltà, con grande equilibrio, ripeto, speriamo nel tempo di riuscire a portare Treviso Calcio con l'aiuto di tutti dove merita. Con l'aiuto di tutti dico dello staff, della squadra che ogni tanto può sbagliare, ma da tutto, dalla stampa, della tifoseria un po' più che è stufa, tipo gli Ultras, anche se li devo ringraziare, di tutta la gente, quindi questo è un mio pensiero che va oltre quello che è la partita di oggi. Per il resto devo solo dire bravi anche alla squadra che abbiamo incontrato, non perché è allenata da un mio ex compagno di squadra di tanti anni fa, 30 anni purtroppo, nella prima di Atalanta, ma è una squadra che gioca a calcio.